pubblicizzati e seguiti al mondo. Lo scopo del concorso è quello di eleggere ogni anno la rappresentante italiana per la finale mondiale di Miss World. Ovviamente anche noi, concorso nazionale, abbiamo i nostri partner che dobbiamo ringraziare, è doveroso ringraziarli, a partire da Vitalities, Life in the Hair, la vita nei capelli, i parrucchieri ovviamente ufficiali di Miss Mondo. Grazie anche a Gilles Cagnier, il make-up di Miss Mondo Italia con il suo art director Paolo. Judy Kinney, il brand che ha rivoluzionato il mondo del beachwear. Agricola, l'autentica birra chiara artigianale. Rapax e Facciano, gruppo Caroline Hotels, gli alberghi che ospitano le Miss per la finale nazionale di Gallipoli. Ringraziamento va anche a Urban Art, allo stile anticonformista ed artigianale tutto italiano. Alpac, materiali per il sottovuoto, sicurezza e qualità nella conservazione dei prodotti alimentari. Grazie anche a Radio Kiss Kiss e all'hashtag Non ci ferma nessuno, questo tour motivazionale dedicato ai giovani e ideato e condotto da Luca Vete di Striscia la Notizia e ovviamente in collaborazione con Miss Mondo. Adesso vi chiedo un applauso di incoraggiamento per caricare le nostre Miss e congedarle. In bocca al lupo. Potete pure andare. Ringraziamo anche il nostro corpo di ballo che avremo il piacere di vedere su questo palco durante la nostra serata in nostra e in vostra compagnia. Dovete sapere che l'obiettivo di Miss Mondo è quello di organizzare e portare nelle piazze locali questo concorso, mettendo in luce non soltanto le doti estetiche delle concorrenti, ma soprattutto il loro talento, la loro anima, la loro personalità, per dare appunto anche reali possibilità di partecipare nel mondo della moda, in vari settori, non solo quello della televisione, dello spettacolo e degli eventi. E queste parole mi preme spenderle soprattutto quando si tratta di andare a presentare coloro che questa sera avranno il compito di votare non soltanto attraverso gli occhi, ma attraverso la voce del cuore, quindi quella bellezza in più, quella che arriva un po' al sesto senso, non soltanto le doti estetiche. Ed è così che allora vado a presentarvi i nostri signori giurati. Buonasera, questo parterre bellissimo, molto palco. Comincerei col presidente di giuria, Marco Dalperaro. Buonasera Marco, nonché capo area del gruppo Baldan di Gilles Cagnier. E con lui anche Barbara Talone, beauty specialist di Baldan Group. Buonasera Barbara. Con lui anche il signor Andrea Canessa, personal trainer. Marco Crepaldi, modello. E poi facciamo una sfilata anche, Marco. E con noi anche Giulia Nicole Magro, modella ed ex Miss, meritata la passionella anche della nostra Giulia Nicole. E con noi anche Denise Ferrasi, make-up artist. E poi la signora Stefania Tavoletti e Fosca Ferrarese, nonché operatrici in farmacia e addette al settore cosmetico, consulenti di bellezza, tutti gli effetti e quindi una key thank you per andare a selezionare il nostro Miss. Per concludere questo tavolo meraviglioso con i nostri signori giudici abbiamo Miriam Slavu per PU. Questa sera i signori giurati saranno chiamati ad eleggere 7 fasce, tra cui ovviamente quella che sarà quella ufficiale che eleggerà la Miss Mondo Veneto, importantissima per convogliare nello splendido Salento a Gallipoli, precisamente dal 26 maggio all'11 giugno. Quindi 7 fasce.
Poi ci sarà anche una cosina in più, una nota in più, perché i nostri giudici avranno il piacere di votare le loro tre miss preferite, quindi a loro scelta ogni giudice andrà a votarsi, se non erro, chiedo conferma, tre miss preferite. E poi surprise, teniamo un po' tutto con i puntini in sospeso e andremo a viverci il bello durante la fase delle premiazioni di questa seratissima in nostra compagnia. Bene, questi sono stati i nostri giurati, ovviamente loro hanno già carta e penna, sono già stati educati, illustrati per bene, quindi tutti andranno da 5 a 10, giusto Presidente? Mi conferma bene, ok, abbiamo studiato bene. Ovviamente oltre ai nostri partner nazionali, un occhio di riguardo lo dobbiamo spendere anche ai partner regionali, quindi vorrei prima di tutto citare e ringraziare Livellato Industriali. E poi ovviamente un altro pezzo grosso importante è il gruppo Valdanna, poi un altro sponsor regionale importante, preziosissimo, che ringraziamo, è Papergraph. Bene, chiedo un piccolo applauso per ringraziare e dare un po' di atmosfera, per suggellare questa prima tranche un po' noiosa, lo so, però doveroso ringraziare chi supporta veramente anche economicamente eventi come questo. Direi che se da dietro le quinte mi danno l'ok, possiamo anche iniziare ufficialmente questa finalissima regionale dedicata a Miss Mondo Veneto. Cito soltanto BU, visto che ho qui in rappresentanza per l'azienda BU, l'abito che sto indossando è doverosamente stato concesso e prestatomi da questa azienda pazzesca che questa sera sarà nostra ospite e vedremo sfilare su questo bellissimo palco. Adesso cominciamo, vi introduco alla prima uscita canonica ufficiale in concorso. Le ragazze indosseranno i brand della Ciubichini. Adesso, signori giurati, direi che è arrivato il momento, possiamo accogliere tutte le nostre miss con un fortissimo applauso e un po' alla volta andiamo a conoscerle. Benvenuto anche a coloro che ci hanno appena raggiunto da poco in nostra compagnia. Siamo qui pronti a entrare nel vivo di questa finalissima regionale dedicata a Miss Mondo Veneto. Quindi prima uscita ufficiale in costume Ciubichini ed è arrivato il momento di andare a conoscere le nostre 30 concorrenti. E cominciamo con la concorrente numero 1 che si chiama Elena. Nella vita cosa fai? Nella vita sono all'ultimo anno di Istituto Vittori e studio estetica. Prego, la passerella allora è tutta tua, concorrente numero 1, Elena.
dove arrivi, quanti anni hai? Buonasera a tutti, mi chiamo Sara, ho 15 anni e vengo da Dolo. Nella vita cosa fai di bello, Sara? Estetica alla mia Padova. Prego. Proseguiamo, andiamo alla concorrente numero 3 che si chiama Regina. Regina, lascio a te la presentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Regina, ho 21 anni, vengo da Vignasego, nella vita studio economia a Venezia. Prego Regina, la passerella è tutta tua. È il turno ora della numero 4, Alessia. Ciao Alessia, benvenuta, raccontaci un pochino quanti anni hai, da dove arrivi. Allora, ho quasi 18 anni, studio le lingue straniere e vengo da Venezia. Bene, la passerella è tutta tua anche per te. Turno della numero 5, Nicoletta. Nicoletta, benvenuta, da dove ci raggiungi? Ciao a tutti, mi chiamo Nicoletta, ho 16 anni, vengo da Dolo e studio turismo all'Istituto Lazzari. Prego, grazie mille, buona passerella.
Nella vita cosa fai? Sei una studentessa o lavori già? Tutti anche lavoro il fine settimana come famiglia. Brava, credo, grazie a te. Numero 8, Morena. Ciao Morena, benvenuta, presentati un pochino raccontandoci da dove arrivi, quanti anni hai. Buonasera a tutti, sono Morena, ho 20 anni e vengo da Mestre e nella vita sono studentessa. Sei stilista, quindi sarà anche il tuo prossimo lavoro quando sarai grande. Sì, decisamente. Prego allora. Buonasera a tutti, mi chiamo Denisa, ho 16 anni e vengo da Ponte di Piave. Nella vita cosa fai? Sono una studentessa in liceo scientifico. Cristiano, partire la vita tua. Concorrente numero 10, Larissa. Benvenuta, ciao Larissa, raccontaci un pochino di te. Buonasera a tutti, mi chiamo Larissa, ho 22 anni e abito a Piave di Sacco. Nella vita cosa fai di bello? Nella vita studio lingue all'Università di Venezia. Fantastico, prego, grazie. Risultato della concorrente numero 11, Pamela. Ciao Pamela, benvenuta. Chiediamo un pochino quanti anni hai, da dove arrivi. Buonasera a tutti, sono Pamela, ho 20 anni e vengo da Vicenza. Attualmente sto studiando economia all'università. Prego, fate pure la passerella.
12 Laura. Benvenuta anche a te Laura con questo bel sorriso, presentati al pubblico. Buonasera a tutti, sono Laura, ho 19 anni e vengo da Perugia. Cosa ti occupi nella vita? Studio ancora economia aziendale. Prego, grazie. Ed è turno ora della concorrente numero 13, Giulia. Ciao Giulia, benvenuta anche a te. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 21 anni e vengo da Monselice. Cosa fai nella vita? Nella vita faccio la commessa. A posto. Grande, cosa vuoi fare? Sono tutte giovani queste ragazze, fatti la passerella intanto. Si prosegue con la numero 14, Chiara. Ciao Chiara, presentati un pochino. Buonasera a tutti, sono Chiara, vengo da Mira, ho 21 anni e di professione faccio la barista in un'enoteca di vini a Venezia. Bene, in bocca al lupo e prego, la passerella è tutta tua. Chiamiamo ora la numero 15, Eleonora. Ciao Eleonora, benvenuta, raccontaci un po' di te. Buonasera a tutti, sono Eleonora, ho 16 anni e vengo da Sarcedo. Sono una studentessa al liceo economico e sociale. Grazie Eleonora, prego. Il turno ora della numero 16, Marianna. Ciao Marianna, mi chiamo Marianna, ho 19 anni, sto studiando grafica e pubblicità a Padova. Prego, fatti quello che faccio lei.
presentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Alice, ho 16 anni e vengo da Arzignano. Studentessa, immagino. Sì, studio all'alberghiero di Ricuore. Prego Alice, fatti la tua passerella. Del turno ora della numero 18, Giada. Ciao Giada, benvenuta. Buonasera a tutti, mi chiamo Giada e ho 21 anni, vengo di Avia e nella vita sono una semplice parrucchiera. Che semplice, ci vogliono anche le parrucchiere. Cosa ti piace di più fare? Sfilare. Benissimo, è stata chiara, quindi a te la passerella. E proseguiamo per questa finalissima assoluta regionale di Miss Mondo Veneto. Saluto qui il pubblico che lentamente avanza e si accinge in nostra compagnia. Proseguiamo con la concorrente numero 19, Ambra. Ciao Ambra, benvenuta. Buonasera a tutti, mi chiamo Ambra, ho 16 anni e vengo da Padova. Nella vita cosa fai? Sono una studentessa in lingue. Lingue, quindi sicuramente un futuro girando. Prego, fai pure la passerella Ambra.
Ed è il turno ora della numero 22, Giulia. Benvenuta, anche a te poche domande di presentazione. Buonasera a tutti, mi chiamo Giulia, ho 22 anni e vengo da Milano di Gori. Nella vita cosa fai di bello? Sono una studentessa di infermieristica. Un futuro bello tosto? Abbastanza. Quindi studi, penso. Sì. Prego Giulia, vai pure la passerella. Raccontaci un pochino quanti anni hai, da dove arrivi. Buonasera a tutti, sono Lili, ho 17 anni e abito a Treviso. Treviso, ma le origini? Cinesi. Bene, nella vita cosa fai? Nella vita studio all'Università di Castelfranco. Prego, la passerella è tutta tua. Proseguiamo il turno della numero 24, Isabella. Ciao Isabella, benvenuta, raccontaci un po' di te. Buonasera a tutti, mi chiamo Elisabeth, ho 16 anni e sono da Sarcedo. Studentessa, immagino? Sì, studio parrucchiera. Bene, sarai prossima al backstage. Prima ti auguriamo di fare tutt'altro. Prego cara. Ciao Beatrice. Mi chiamo Beatrice, ho 16 anni e vengo da Aulo. 16 anni, giovanissima, quindi studentessa anche te. Ragioneria Castelfranco. Prego Beatrice.
della numero 27, Irene. Benvenuta anche a te, ciao Irene. Buonasera a tutti, sono Irene, ho 16 anni e vengo da San Giovanni Marione, in provincia di Verona. Io sono una studentessa del liceo artistico di Verona. Tanta arte quindi, da grande, sempre nell'arte? Vorrei diventare una scenografo oppure una disegnatrice interna. Prego, complimenti, fai pure la tua passerella. Buonasera a tutti, sono Rossella, ho 17 anni, vengo da Treviso, frequento il quarto anno del liceo scientifico e nel mio futuro mi piacerebbe diventare una madre. Prego, Isolo, siediti dalla fine. Prego. Esattamente studio lingue a Treviso. Prego.